L'informazione di diffusione europea, oggi a nord-est. Buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Ancora sangue sulle strade di Trieste in un tratto già noto per precedenti drammatici. Erano circa le 4 del mattino quando un trentenne triestino, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto all'uscita dalla Galleria Montebello in direzione Valmaura. I soccorsi del 118, intervenuti immediatamente con ambulanza e automedica, hanno trovato il giovane incosciente. Dopo essere stato stabilizzato sul posto intubato, il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Il bollettino medico della SUGI parla di un quadro clinico critico. Il trentenne ha riportato diversi traumi gravi a testa, torace e bacino, oltre a fratture agli arti inferiori. Attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Una domenica di festa trasformata in tragedia a causa di una manovra azzardata. Poco dopo le 12:30, alla Tisanotta, un giovane del 2002 è stato investito da una violenta fiammata mentre tentava di ravvivare il fuoco per una grigliata all'aperto. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo avrebbe versato dell'alcol direttamente sulla brace, innescando una fiammata di ritorno che non gli ha lasciato scampo, colpendolo in pieno. Immediato l'allarme lanciato dai presenti, che ha portato sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma. Le condizioni del 24enne sono apparse subito critiche. Dopo una prima corsa in ambulanza al pronto soccorso di Latisana per la stabilizzazione, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in elicottero. Il giovane si trova ora ricoverato nel reparto Grandi Ustionati di Padova. Una doccia fredda per il giornalismo internazionale e per la città di Trieste. La regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l'esclusione del premio Lucchetta dai contributi per il triennio 2026-2028, un taglio netto da 140.000 euro l'anno che mette concretamente a rischio l'edizione 2026 della Kermesse nata per onorare la memoria di Lucchetta, Ota, D'Angelo e Hrovatin. Immediata la replica politica. Il Partito Democratico parla di una scelta che penalizza il patrimonio culturale della città. La segretaria del partito, Maria Luisa Paglia, ha definito la decisione un colpo alla trasparenza, chiedendo chiarezza sui criteri che hanno portato a bocciare un evento di caratura mondiale. Mentre la battaglia legale prosegue nelle aule del Tribunale amministrativo, su Trieste alleggia lo spettro dell'addio a uno dei suoi appuntamenti più prestigiosi. Il nervosismo tradito al momento del controllo è costato caro a 2 giovani residenti a Udine. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato i 25enni, entrambi di origine straniera, mentre transitavano a bordo di un'auto nella periferia est del capoluogo friulano. L'atteggiamento sospetto dei 2 occupanti ha spinto i militari ad una perquisizione approfondita della vettura. Nascosto all'interno dell'abitacolo è spuntato un involucro contenente circa un etto di cocaina purissima. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre per i 2 è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Record di pubblico e un sole primaverile hanno incorniciato la 23esima Muia Longa sul Mar, la classica podistica che da Muggia si snoda fino al confine di Lazzaretto. Quest'anno la gara ha assunto valore speciale. È stata proprio la Muia Longa a dare il via ufficiale alla Trieste Spring Run, aprendo una stagione che si preannuncia storica per l'atletica regionale. Il podio maschile e quello femminile parlano sloveno. Bianco Cali e Clara Mochnik hanno dominato il tracciato costiero, confermando l'alto livello tecnico della competizione. Primo tra i locali il triestino Riccardo Sterni, che chiude con un onorevole 4° posto. E ora il meteo per la giornata odierna. Al mattino su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana cielo variabile. Sofierà Bora moderata sulla fascia orientale e sulla costa. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso su pianura e costa. Nuvolosità più consistente sulla zona montana con possibili rovesci, probabili tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone al confine con il Veneto, venti di brezza. In pianura le temperature minime varieranno tra i 10 e i 13 gradi, le massime tra i 23 e i 26 gradi. Sulla costa invece le temperature minime varieranno tra i 13 e i 16 gradi, le massime tra i 21 e i 23 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie. L'informazione di diffusione europea. Buongiorno, ben ritrovati. Appuntamento con il medio-lungo termine e partiamo dalla situazione attuale che, come mostra il satellite, è in graduale cambiamento. Infatti arriva una perturbazione, un fronte freddo, la cui parte principale interessa l'Europa orientale, seguita da aria piuttosto fredda di recente origine artica, ma delle infiltrazioni di aria fredda riescono a raggiungere la nostra penisola, portando un aumento della instabilità nel corso di questi prossimi giorni. Dunque il caldo anomalo che ha interessato l'Italia proprio negli ultimi giorni tende ad attenuarsi e le temperature scenderanno in maniera anche sensibile, soprattutto sui versanti orientali. Questo cambiamento è dovuto al fatto che c'è un anticiclone di blocco ad Omega che in pratica veicola sul bordo orientale di questo anticiclone una
massa d'aria fredda che interessa in particolare l'Europa orientale, in pratica il Baltico, l'Ucraina, ma anche la Russia sono interessate da queste discese di una massa d'aria fredda di recente origine artica che sta portando situazioni tardo invernali con il ritorno della neve. Nevicati ci sono state anche in pianura, soprattutto sul Baltico, ma anche Mosca è stata interessata da una nevicata tardiva. Sono 12 centimetri misurati al suolo, il manto nevoso al suolo nel corso degli ultimi giorni, un evento eccezionale per la fine del mese di aprile, anche se ovviamente questa zona è interessata da nevicate molto tardive, come sempre è stato lo scorso anno a maggio, quando si sono avuti anche diversi centimetri di neve sulla capitale russa. Dunque è una situazione dettata da queste ondulazioni delle onde planetarie che veicolano questi scambi di masse d'aria, cioè questo scambio di masse d'aria tra nord e sud. Da una parte risale l'aria calda e da un'altra parte discende l'aria più fredda. Vediamo come evolverà la situazione in questi prossimi giorni. Questa perturbazione si muoverà verso sud-est e quindi l'instabilità dal nord Italia si porterà verso le regioni del centro-sud. Si tratta di fenomeni irregolari perché la perturbazione è avara di precipitazione, ma la caratteristica sarà il rinforzo dei venti tramontana e di grecale e anche di conseguenza le temperature che si porteranno ben al di sotto della media tipica del periodo. Una situazione che è destinata a durare fino ad inizio maggio. Poi la situazione, come mostrano i modelli, evidenziano un cambio di scenario. Vi faccio vedere inoltre anche le temperature. Questa è la mappa che ci dice non tanto quanto sono sotto media queste temperature, ma quanto le temperature si avvicinano ai livelli più bassi per il periodo, e sono le macchie colorate in viola. La mappa successiva invece evidenzia il cambio di circolazione atteso per i primi di maggio, con lo smantellamento del blocco anticiclonico e l'ingresso di correnti più atlantiche. Diciamo che il promontorio si smantella, si muove verso sud-est, mentre nel contempo avanzano delle correnti atlantiche che riporteranno le precipitazioni, in particolare sull'Europa occidentale e anche su parte del nord Italia. Probabilmente avremo delle precipitazioni anche su nord Italia, ma insomma cambia anche la massa d'aria, arrivano delle correnti più mite e le temperature si porteranno nuovamente al di sopra delle medie tipiche del periodo, secondo questi sbalzi termici che sono una caratteristica di questo periodo di transizione. Bene, mi fermo qui, vi rimando ai nostri prossimi aggiornamenti, iscrivetevi al nostro canale e ci rivediamo al prossimo appuntamento, arrivederci. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al TG. Un turismo pensato anche per le persone con demenza e con fragilità cognitive. E questa è la sfida del progetto europeo Adria Inclusive, che nell'area adriatica sta sperimentando nuove forme di accoglienza più inclusive e accessibili. A Cittànova alcune attività pilota stanno già mostrando come sia possibile costruire un'offerta turistica adatta anche a chi vive queste condizioni e ai loro accompagnatori.
Rendere una destinazione turistica davvero accessibile significa ripensare non solo agli spazi, ma anche ai tempi e le modalità dell'accoglienza. È su questo che lavora il progetto europeo Adria Inclusive, finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia, con il coinvolgimento anche della città di Citanova. Qui negli ultimi mesi sono state avviate diverse attività pilota dedicate al turismo inclusivo. Tra queste l'accoglienza di un gruppo di 7 persone con demenza provenienti dalla città italiana di Sacile, che ha trascorso 4 giorni sul territorio con un programma costruito su misura. Dalle passeggiate guidate nel centro storico alle attività sensoriali e creative, ogni momento è stato pensato per favorire orientamento, partecipazione e benessere in un contesto strutturato ma flessibile. I laboratori devono essere condotti da persone con una formazione specifica, perché si tratta di un target veramente fragile e bisogna avere a mente tanti dettagli. L'organizzazione di un'azione pilota del genere, di una vacanza del genere è veramente complessa, però sinceramente alla fine vedere i loro sorrisi, i loro ringraziamenti e quanto si sono sentiti coccolati, proprio hanno detto così, in questi 4 giorni, veramente siamo fieri di questo. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio: l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e demenza. Una realtà che pone nuove sfide anche al settore turistico, chiamato a ripensare l'offerta in chiave più accessibile. Come ho già detto, bisogna prestare attenzione al fatto che deve essere una distanza idonea, quindi massimo 2 ore e mezza di distanza e di tragitto fino alla destinazione. Bisogna scegliere una destinazione che sia tranquilla, che sia una cittadina piccola, diciamo che Citanova è veramente ideale. Oltretutto bisogna anche stare attenti a scegliere il momento giusto, quindi deve essere, ecco, ad esempio aprile era ideale perché non faceva troppo caldo e non c'era ancora tanta folla nella città. È importante che sia un contesto tranquillo, è importante che la struttura alberghiera sia tranquilla, più piccola, che ci sia anche del personale formato, perché appunto l'Hotel Laguna, dove loro dove dormivano, ha passato la formazione nell'ambito del progetto, quindi sapevano come confrontarsi con queste persone. Un altro elemento chiave è la destagionalizzazione. I periodi meno affollati lontani dai flussi estivi si sono rivelati particolarmente adatti per questo tipo di esperienze, garantendo maggiore tranquillità e condizioni più favorevoli alla fruizione delle attività. Sì, pre e post stagione, che secondo me è anche una bella possibilità, una bella opportunità per le destinazioni turistiche, perché appunto si può creare un'offerta turistica che veramente ha un mercato, perché abbiamo riscontrato tra i partecipanti un grande interesse, perché i caregiver appunto erano liberi 2 ore di potersi rilassare, di poter fare una passeggiata, di poter bere un caffè, sapendo che i loro cari sono sotto osservazione, che sono al sicuro, che si divertono, che sono felici. Quindi anche parlando con i caregiver ho sentito un grande interesse per un'offerta turistica del genere. L'obiettivo finale del progetto è costruire un modello replicabile capace di mettere in rete operatori turistici e sociali e di sviluppare servizi dedicati in modo strutturato. In un contesto in cui la domanda di assistenza e inclusione è destinata a crescere, Adria Inclusive porta a introdurre una prospettiva diversa, un turismo accessibile non come nicchia, ma come parte integrante dell'offerta, un modello che punta a coniugare accoglienza, innovazione e sostenibilità. In occasione della Festa Internazionale dei Lavoratori, anche quest'anno il Comune di Fasana rinnova una tradizione molto sentita, organizzando il tradizionale incontro del 1° maggio. Come ha sottolineato la vice sindaco del Comune di Fasana, l'iniziativa rappresenta un momento di convivialità e condivisione aperto a tutti, pensato per celebrare insieme la festività in un clima di festa e comunità nella splendida cornice di Fasana. In occasione della festività del lavoro 1° maggio, il Comune di Fasana organizza tradizionalmente già la festa a Fasana nel luogo del Parco Giochi, così verrà organizzata anche questo anno con programma sportivo con i giochi delle carte, piccado e bocce, altrettanto verranno organizzati i laboratori per i bambini.
Tradizionalmente verranno distribuiti fagioli con le bibite, quest'anno saranno preparate 1000 porzioni. Nel programma musicale l'intrattenimento per tutti i cari ospiti e i cittadini di Fasana suonerà la Bonita Band e Duo Mod. Tutto il programma inizia venerdì dopo le 11:30 e invitiamo tutti i cittadini e cari ospiti che vengono alla nostra festa. Il giorno successivo, sabato 2 maggio, sarà invece protagonista l'eccellenza del territorio con l'edizione annuale della rassegna dell'olio extravergine d'oliva Sant'Eliseo, in programma presso il centro multimediale organizzata dalla società Agro-Udruga di Fasana. Nel corso della rassegna saranno assegnate targhe e premi ai migliori oli valutati. Il programma prevede inoltre un incontro tecnico dedicato ai risultati delle analisi sulla qualità dell'olio d'oliva, alla protezione del frutto dell'olio per ottenere un olio di qualità, nonché alla nutrizione e concimazione degli ulivi. La manifestazione si concluderà sulla terrazza estiva del centro multimediale con un rinfresco conviviale e la degustazione degli oli premiati. 2 appuntamenti che uniscono tradizione, identità e valorizzazione del territorio, confermando ancora una volta Fasana come luogo di incontro, ospitalità e cultura dove il senso della comunità si intreccia con la promozione delle eccellenze locali. Un inizio di maggio all'insegna della convivialità e della qualità nel segno delle tradizioni che rendono questo territorio autentico e unico. TG Flash. Dal 27 aprile entra ufficialmente in vigore la decisione per il rinnovo dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione Italiana, del Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva. Le elezioni si terranno domenica 31 maggio 2026 nelle 52 comunità degli italiani associate all'Unione Italiana, dove saranno eletti 77 consiglieri. Il termine per la presentazione delle liste delle candidature scade lunedì 4 maggio alle ore 20. La campagna elettorale inizierà l'8 maggio, mentre il 30 maggio sarà la giornata di silenzio elettorale. Possono votare ed essere eletti esclusivamente i soci effettivi delle comunità degli italiani con diritto di voto esercitabile in una sola comunità. La commissione giudicatrice della gara di lingua italiana, tenutasi il 5 marzo presso la scuola elementare Belvedere di Fiume, categoria scuola elementare nominata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, dopo aver esaminato 34 elaborati ha assegnato il primo premio a Martina Verco della Giuseppina Martinuzzi di Pola, il secondo posto a Tina Paoli e terzo a Eli Radovac Griginic della scuola elementare italiana di Capodistria e una menzione onorevole a Laura Stifanic. Su organizzazione dell'associazione Eco Olearia Maslina, sabato scorso presso la pizzeria Tivoli a Montegrande si è tenuta la 6ª rassegna dell'olio extravergine di oliva di Pola. All'edizione di quest'anno sono pervenuti ben 120 campioni di olio extravergine di oliva, 63 da coltivazione convenzionale e 57 da coltivazione biologica, presentati da membri di associazioni locali e produttori dell'Istria meridionale. Quest'anno ci aspettava un olio di qualità nettamente superiore, ma si è visto che l'olio è comunque abbastanza buono, anche se ci aspettavamo un numero maggiore di medaglie d'oro. Per quanto riguarda la manifestazione, posso dire che sono stati invitati tutti i soggetti rilevanti della città e della regione, tra cui l'Istituto di Sanità Pubblica e l'Istituto Agrario di Parenzo. Ora vedremo chi parteciperà. Come si è svolta la valutazione, chi ha effettuato la selezione e la valutazione degli oli. La selezione e la valutazione sono state effettuate dall'Istituto di Sanità Pubblica insieme a un gruppo di assaggiatori, panel organolettico. Quindi disponiamo di un'analisi professionale riconosciuta a livello europeo secondo gli standard dell'Unione Europea. Lei è presidente dell'associazione Eco Agro-Udruga Maslina di Pola, organizzatrice della rassegna. Ci può dire qualcosa sull'associazione? L'associazione è nata nel 2020, proprio nel periodo della pandemia Covid, e nei primi 2 anni è stato difficile lavorare ed eravamo tutti con le mascherine. Abbiamo iniziato a operare seriamente solo dal 2023. All'inizio eravamo circa 20 olivicoltori, oggi siamo circa 130 attivi. Siamo orgogliosi di aver riunito olivicoltori che prima erano sparsi in diverse associazioni dell'Istria, tra Fasana, Dignano, Medolino, Sissano, Marzana e altre località. Dopo 5 anni siamo riusciti a raccoglierli tutti e oggi rappresentiamo un gruppo numeroso e di alto livello. Oltre all'organizzazione della rassegna, di cosa si occupa l'associazione?
Ci concentriamo su due progetti principali, produzione convenzionale e produzione biologica. Seguiamo un programma di lavoro approvato lo scorso anno in assemblea. Questa è la nostra quarta attività dell'anno. Finora abbiamo organizzato una conferenza sulla produzione biologica e 2 laboratori di potatura dell'olivo, con circa 20 partecipanti al primo e oltre 30 al secondo. Ora c'è la rassegna degli oli e la prossima attività sarà un'altra conferenza sulla produzione biologica e sull'ottenimento della certificazione. Organizzeremo anche una visita a Cherso e Lussino, dove si trova un oliveto biologico, per osservare pratiche che qui non abbiamo ancora avuto modo di vedere. Uno dei vincitori della medaglia d'oro nella categoria della coltivazione biologica è stata anche Nicola Bodis, proprietario dell'azienda familiare Magran, che si occupa della coltivazione delle olive. È iniziata come hobby con la piantumazione degli ulivi e dal 2006 siamo arrivati gradualmente a circa 4.500 piante, fino a diventare l'attività principale della famiglia. Ogni anno inviamo i nostri prodotti a concorsi a New York, Berlino e Parigi, ottenendo regolarmente medaglie d'oro. Può citarci un riconoscimento in particolare? L'anno scorso a Pola siamo stati proclamati campioni nella categoria biologica e questo ci ha fatto forse ancor più piacere rispetto ai premi internazionali, perché è stato riconosciuto dalla nostra comunità. Avete ricevuto anche un premio dagli Stati Uniti? Sì, una medaglia d'oro è arrivata di recente. Durante l'anno vengono assegnati questi premi man mano che i campioni vengono valutati. Non c'è un'unica classifica finale, ma categorie, e per noi l'oro è ormai uno standard. I partecipanti alla sesta rassegna dell'olio d'oliva sono stati salutati da Željko Lancia, assistente dell'assessore regionale all'agricoltura, il quale ha sottolineato che la regione continuerà a sostenere l'olivicoltura. All'inizio di maggio sarà pubblicato un bando pubblico per l'assegnazione di piccoli aiuti nel settore agricolo e Lancia ha invitato gli olivicoltori a partecipare, evidenziando che il sostegno è destinato soprattutto alla produzione biologica. L'accompagnamento musicale della sesta rassegna è stato affidato a Mladen Bujic e Sergio Valic. Ed è tutto dal TG, grazie per l'attenzione, ci vediamo domani sempre alla stessa ora, non mancate. Diverse persone sono morte nel sud del Libano durante attacchi effettuati da Israele, che ha riferito di aver smantellato tunnel di Hezbollah. Almeno 8 persone sono morte in attacchi israeliani nel sud del Libano, tra cui 3 soccorritori, ha riferito il Ministero della Salute libanese. Le violenze continuano nonostante un fragile cessate il fuoco in corso tra Israele e Hezbollah, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di violazioni della tregua. Poco dopo aver emesso nuovi ordini di evacuazione, i media statali hanno riferito che Israele ha effettuato attacchi aerei in tutto il sud, colpendo obiettivi che sembravano trovarsi al di fuori o al confine della linea gialla, una zona a cuscinetto occupata dall'esercito israeliano e che si estende per 10 chilometri. Israel has no territorial ambitions in Lebanon. Our presence in the areas by our northern border serves one purpose: protecting our citizens. Il ministro degli esteri israeliano ha rifiutato di commentare il fragile cessate il fuoco con Hezbollah e se Israele potrebbe espandere le sue operazioni militari oltre il Libano meridionale. Intanto l'esercito israeliano ha anche riferito di aver distrutto 2 reti di tunnel presumibilmente appartenenti a Hezbollah nella città di Kantara. Re Carlo III è diventato martedì il primo monarca britannico a parlare al Congresso degli Stati Uniti da quando sua madre, la regina Elisabetta II, lo fece nel 1991. Ci incontriamo in tempi di grande incertezza, ha detto il sovrano britannico in visita nel paese per 4 giorni. Al suo arrivo, Donald Trump ha ribadito la vicinanza tra Washington e Londra. Let us remember what has made our countries the 2 most exceptional nations the world has ever known, and together let us go forward with even stronger resolve to carry on our sacred devotion
to liberty and to the traditions of excellence that have been our shared gift of all mankind. La visita di Re Carlo arriva in un momento difficile per le relazioni tra Washington e Londra, con il rapporto tra Trump e il premier britannico Keir Starmer incrinato a causa delle divergenze su dazi, guerra in Iran e sulla NATO. Il rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito non ha prezzo, è eterno e indistruttibile, ha però riaffermato Re Carlo. La Corte federale di Washington ha accusato di tentato omicidio l'uomo che ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il 31enne Cole Thomas Allen rischia una pena fino all'ergastolo se ritenuto colpevole. Le autorità hanno rivelato che Allen aveva scritto una sorta di manifesto politico poco prima dell'attacco in cui descriveva in dettaglio il suo odio per l'amministrazione di Donald Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. You think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. E intanto la Casa Bianca ha accusato i democratici di alimentare l'odio contro il presidente. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media. Saturday was supposed to be a joyful evening, celebrating free speech and the First Amendment with all of you, members of the press. Instead, the night was hijacked by a crazed anti-Trump individual who traveled across the country to assassinate the president and as many administration officials as possible. Le autorità affermano che l'attentatore è stato bloccato prima che potesse infliggere danni ai partecipanti all'evento. Solo un agente con giubbotto antiproiettili è stato colpito, ma non in maniera grave. Secondo quanto riferito, Allen sarebbe stato registrato come ospite dell'Hotel Hilton dove si stava tenendo la cena. Le autorità statunitensi riferiscono che in diversi messaggi Allen si definiva l'assassino federale amichevole. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato martedì che lasceranno l'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Il ritiro sarà effettivo a partire dal 1° maggio. È giunto il momento di concentrare i nostri sforzi su ciò che dettano i nostri interessi nazionali, si legge in una nota diffusa dall'agenzia di stampa nazionale emiratina. Il paese aveva già criticato l'OPEC e altri alleati nella regione per non aver fatto abbastanza per proteggere le infrastrutture degli Emirati dagli attacchi dell'Iran. L'abbandono dell'alleanza dei maggiori produttori mondiali di petrolio è un duro colpo per i paesi esportatori di greggio e segnala un profondo riassetto delle dinamiche globali proprio mentre la crisi energetica mondiale si aggrava a causa del blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. L'Iran ha dichiarato che riaprirà lo stretto di Hormuz, ma a 2 condizioni. Gli Stati Uniti devono revocare il blocco navale e mettere fine alla guerra. Non è chiaro se Washington accetterà la proposta, che rinvierebbe le discussioni sul programma nucleare di Teheran. Iran has proposed a mutual reopening of the strait, leaving the nuclear discussion for later in the process. Given that the nuclear program has been a red line for this administration, would the president agree to that kind of phased negotiation? What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So they're considering that phased approach? I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon. Nonostante un fragile ma ancora in vigore cessate il fuoco, lo stallo tra Iran e Stati Uniti persiste nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno imposto il proprio blocco sulla via navigabile all'inizio di questo mese, determinando una doppia chiusura. Washington afferma che la sua iniziativa è finalizzata a impedire a Teheran di vendere il proprio petrolio. Teheran sostiene a sua volta che la responsabilità dello stallo ricada sugli Stati Uniti. Responsibility for any disruption to maritime transport lies with the aggressors, the United States and its supporters.
Gli ultimi sviluppi sono emersi dopo la visita del ministro degli esteri iraniano in Russia a seguito della cancellazione dei potenziali colloqui di pace in Pakistan. Il Parlamento europeo ha approvato martedì una risoluzione che chiede una definizione di stupro a livello comunitario basata sull'assenza di un consenso liberamente espresso e informato. La risoluzione sottolinea che l'unico consenso valido è quello espresso in modo chiaro, affermativo, libero e inequivocabile, aggiungendo che il silenzio o la mancata resistenza verbale o fisica non possono essere interpretati come consenso. Qualsiasi atto sessuale al di fuori di questo quadro dovrebbe essere considerato una violenza. La mancanza di consenso è già un elemento determinante dello stupro o della violenza sessuale in 17 Stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia la legislazione di diversi paesi si basa ancora su una definizione di stupro incentrata sull'uso della forza, che richiede alle vittime di provare la violenza o le minacce. Secondo i sostenitori della risoluzione, molti casi recenti hanno evidenziato i limiti delle definizioni basate sulla forza. In un'intervista a Euronews, l'eurodeputata francese Alsa Alani ha citato i casi in Francia che coinvolgono l'uso di droghe e abusi online che provano l'evoluzione delle forme di violenza sessuale. Because of all these scandals that have been surrounding this topic, from the case of Madame Pilecot in France to the rape, so-called rape academy, where you drug women, where the partners drug women, they rape them and they streamed it online. So the violence has evolved against women. Sexual violence in Europe has evolved. Spetta ora alla Commissione europea proporre una legge che sarà poi approvata dagli Stati membri, un passaggio politico e solitamente difficile. La prima miniera di litio completamente integrata d'Europa entra in funzione nella Finlandia occidentale. Questa risorsa strategica è fondamentale per la produzione di dispositivi elettronici moderni. Con un costo di circa 783 milioni di euro, il progetto Keliber è stato finanziato principalmente dal colosso minerario sudafricano Sibanye Stillwater e dall'Unione Europea. L'amministratore delegato di Keliber ha spiegato come funziona l'intera catena di produzione, dalla miniera al concentratore fino alla raffineria, tutti situati in un raggio di 43 km. We are now extracting spodumene ore. It contains some 1 to 1.3% lithium oxide. Then we transport it to the concentrator, and there the lithium oxide content is increased to 5%. And further to lithium refinery, and there the lithium concentrate is produced as a battery quality lithium hydroxide. Allo stesso tempo, diversi abitanti delle località vicine hanno dichiarato di nutrire sentimenti contrastanti riguardo alla miniera, poiché non ne riconoscono i benefici in termini di occupazione, oltre alle preoccupazioni per l'impatto ambientale. Il progetto Keliber copre più di 500 km² e nella zona sono previsti altri 6 siti minerari. In molti paragonano il ruolo del litio oggi a quello che il petrolio ha avuto all'inizio del XX secolo. Uno dei capi del temuto cartello della droga di Jalisco è stato catturato nello stato messicano di Nayarit. Audias Flores, noto come El Jardinero, ovvero il giardiniere, è stato arrestato dalle forze di sicurezza durante un'irruzione in una piccola capanna circa 20 km a nord della famosa località turistica di Puerto Vallarta. Secondo quanto riferito, il suo nascondiglio era sorvegliato da circa 60 uomini armati e da una trentina di pick-up. Al momento del raid, le guardie del corpo si sono disperse nell'apparente tentativo di distrarre le autorità, ma il sospettato è stato infine trovato nascosto in un canale di scolo. Non è stato sparato un solo colpo. L'operazione era stata pianificata per 19 mesi con l'assistenza dei servizi segreti statunitensi. Vi hanno preso parte circa 500 soldati e 6 elicotteri. Sul posto è stato arrestato anche uno dei membri del cartello che si occupava principalmente di riciclare denaro. Le autorità statunitensi avevano precedentemente offerto una ricompensa di $5 milioni per informazioni che portassero alla cattura di Flores. Si ritiene che il 45enne abbia supervisionato le operazioni del cartello lungo la costa pacifica del Messico.
Ancora dallo showroom di RDE Radio TV e ovviamente Piano Days, e qui oggi ho veramente un bel problema, perché avere insieme a noi un mito della musica sia a livello nazionale che internazionale mi crea effettivamente qualche problema, ma soprattutto sul minutaggio della nostra intervista, perché non possiamo ridurla ai quei 4-5 minuti. Ma sai cosa facciamo, Mark? Ci ritroveremo e ci risentiremo in un secondo momento. Va bene. Intanto però diamo Fantastica. qualche idea ai nostri ascoltatori. Va bene. Mark Harris, da sempre in Italia, 1967, Dal giusto? 67. Direttamente dal Connecticut. In tournée dal 74, sono 50 anni sani. Fantastica. Con i mitici Napoli Centrale. Tutti. Bellissimo. Sì, 74 era Sorrenti, Esposito e Napoli Centrale, cioè era la scena I miti napoletani. Io sono andato giù a Positano a vivere, Che infatti bello. non dovevo andare via, guarda. Prima volta che sono arrivato a Milano ho detto no. Infatti ho tenuto Tutto affittato giù perché sì. Certo, Però- immagino, c'è una bella differenza in effetti. Poi a soprattutto- Roma ho vissuto diversi Mhm. anni e alla fine però il lavoro allora era a Milano, quindi... Certo, inevitabilmente. Sei ormai- diventato milanese di adozione. Quella! Sapevi. Bellissimo. E allora, Mark, con noi, con tante collaborazioni, prima di parlare di tutto il resto, ci racconti un attimo il brano che ti ha introdotto, che era bellissimo, Allora, breve ma quello intenso. lì, quello è l'introduzione che ho scritto per Fabrizio De André, per un brano sul disco dell'Indiano Sì. dell'80. 81? 1981. Vedi, sei più informato di me. Praticamente mi è venuto in mente per fare una cosa corta e introduttiva. Era bellissima, bellissima. Sì, veramente. ho variato qualche cosettina, comunque è quello, per far capire il mio mondo, perché Certo. comunque la melodia è quello che ha fatto lui con Massimo Bubola, però questo è come io. Veronese doc, Massimo Bubola, Lui grande, veronesissimo. eccezionale. L'ho scoperto nel 79, credo di essere stato uno dei suoi più grandi fan. Quindi per tanti anni. Tre Rose ce l'hai? Sì, E lì sì, c'è c'è il il primo tuo. arrangiamento di archi che ho scritto. Meraviglioso. Quella è da meraviglioso. raccontare, ma non abbiamo tempo. No, ma poi la racconteremo un'altra volta, Va bene. ripeto, perché non ce lo lasciamo scappare, Va Mark. bene. E quindi, bene, un'ottima introduzione. Invece, per quanto riguarda le tue collaborazioni, non possiamo nemmeno raccontarle tutte. Hai citato Fabrizio De André, dove tu hai anche cantato? Ho cantato in sardo. In sardo, pensate, molto bello. Vabbè, io parlo il campidanese rustico, che è un variante sardo, ok. quasi meglio dell'italiano. Fantastico, ma molti di voi lo ricorderanno, chi ha quel lavoro lì, molto, molto bello. Però tantissimi altri artisti, credo il Gotha della musica italiana soprattutto. Sono stato fortunato, ho suonato con 3 generazioni. È cioè vero, proprio è vero. Da Nilla Pizzi ai Articoli 31 e oltre. Cioè, esatto. Adesso ho fatto appena... Ho visto un brano... Ivano Fossati, il mio mito, Eugenio Finardi. Allora, con Finardi ho suonato qui a Trieste, al Castello. Eri tu, è giusto. Nel 79. E io c'ero. Sì, con la mia mitica maglietta Where's the Money? Sì, è vero. Perché ovunque riprendevo la Rai mettevo sta maglietta. Bellissimo, bellissimo. Io ero presente ed era... Dai. Sì, c'ero. C'è Quindi- un po' di filmato da qualche parte. andiamo a su cercarlo, YouTube. casomai Sì, lo sì, riproponiamo un'altra volta. dai, se Va lo bene? trovi fammi sapere. Bene, Mark. E poi tante, dicevamo, dunque collaborazioni a livello nazionale, ma anche internazionale. Sì. Ho visto 3 nomi che mi hanno fatto rabbrividire, perché Ol Jarreau, l'uomo che aveva Ol Jarreau, praticamente in gola un'orchestra intera, Sì, perché sì. Ol Jarreau aveva Grande. delle cose incredibili. cioè, Allora, come- noi con Al abbiamo fatto una cosa in Vaticano, pensa, con un coro, era per Hiroshima, così, un coro, non ti so dire, 500 persone, roba del genere, Fantastico. giapponesi, e c'era anche
la moglie di Baudo, come si chiama? Sì, ok. Cantante lirica, sì. Ci verrà. Vabbè, che lei ha fatto Let It Be e noi abbiamo fatto... una versione quasi lirica, così, ovviamente. sì, ma veramente... Potente. E lui mi ha invitato subito, ci siamo messi lì a parlare, avevamo degli amici in comune, mi ha invitato a casa sua, ha detto perché non viene a casa mia, così e io ho detto vabbè, ci stavo pensando, poi il suo tastierista mi è venuto vicino, ha detto oh, guarda, stai attento perché lui lo dice e poi si dimentica, magari arrivi lì che in tournée non c'è neanche. Allora è finita lì. Ho capito. E poi gli altri nomi? E poi Didi Bridgewater. Grande. Mamma mia, anche la figlia fa jazz fra le varie cose. Sì, l'ho rivista tempo fa, Didi però Didi un è po' di cose. una dei miei miti, anche lei. E poi insomma, ho visto un elenco interminabile, veramente. Vabbè, Randy Crawford. È la mia, ma io piango. Quando lei fa, io sai che preferisco Imagine nella versione di Randy piuttosto che quelle di John Lennon. Anche lei. No, lei infatti quando ho conosciuto non mi sono trattenuto, ho detto Randy, ma come mai sui tuoi dischi c'è sempre uno o due capolavori proprio belli, unici, c'è rifacimenti, roba del genere, e poi un sacco di brani che tu canti benissimo, però mi sembra un po' riempitivo, certo. Si è messo a ridere, ha detto, perché quelli belli sono quelli che scelgo io, gli altri mi pagano a farli. Ha ragione. Perché così gli autori prendono un po' di diritti, così, e lei ha detto io, quello che, se vuoi pagarmi io ti canto la tua canzone, ma lasciami 2 o 3 che scelgo io. Fantastico. È un ragionamento anche quello. E poi anche altre cose importanti. Innanzitutto non potevo pensare che Maria dell'articolo 31 c'eri di mezzo tu. Non potevo pensarlo neanche io e ti racconterò, ma non oggi, perché anche la versione corta è lunga. Quindi, è lunghissima, va bene. Comunque la raccontiamo alla prossima. Ma guarda, ultimamente ho fatto anche un pezzo sul disco di una ragazza che canta trap. Addirittura? Quindi tu veramente spazi ovunque. Io fondamentalmente sono arrangiatore. E Grease con la Cuccarini, con la Lorella Cuccarini. Lì mi sono divertito a fare rock and roll proprio. Bellissimo. Ecco, quindi come vedete passa con nonchalance da una parte all'altra della musica a 360 gradi. Io sono cresciuto facendo classica, mio padre invece jazzista, quindi era con sax, chitarra, piano. Mia mamma clarinettista. Quindi proprio di famiglia. Sì. Tutti quanti. No, diciamo, loro non erano professionisti, però si suonava sempre. Bellissimo. Hai presente quando sei piccolo ci sono i pigiama party? Sì. Io mi ricordo, allora, rubo un po' di tempo agli ascoltatori. Quando ero piccolo io mi mettevo al piano e con i miei genitori facevamo tipo In the Mood, roba del genere. E io ero convinto a 5-6 anni che in tutto il mondo la casa era quello, strumenti, che canta, i Bonghetti, c'erano tutti, i miei fratellini anche suonavano. E la prima volta che mi hanno portato per un pajama party, cioè io arrivo, che bello. E mia mamma, fai il bravo, è la prima volta che dormi fuori casa. Sì. Vado dentro, c'erano tutti i bambini, tutti che festeggiavano il compleanno. E io guardo in giro, mangiamo, torta, e la mamma finalmente dice, ragazzi, allora adesso andiamo giù in taverna. E io dico, sì. Andiamo giù in taverna, ci fa sedere tutti, non vedo niente, un televisore così, accende la TV e tutti lì, popcorn, TV. No, io a un certo punto non ce la facevo più, ho chiesto al festeggiato, ascolta, ma dove sono gli strumenti? Questo dice, cosa? Ho detto, gli strumenti per suonare. Per te era normale? Ah, strumenti musicali? No, noi non abbiamo. E mi ricordo distintamente, a quell'età lì ho pensato, ma
che sfiga, proprio nell'unica casa dove non ci sono strumenti, Dove non c'è sono niente. capitato. Beh, sì. Poi chiaramente ho capito che nel resto delle case di solito La non maggior c'è. parte. Ma io sono cresciuto così. È fantastico, una cosa E meravigliosa. in casa mia ognuno aveva il proprio stereo, quindi mia sorella ascoltava James Brown, Aretha Franklin, ma suonava il clavicembalo. Bellissimo. E mio fratello maggiore fa finger picking, Mhm. ascoltava anche i Beach Boys, queste robe qua. Mio padre aveva tutti i dischi di jazz. Bellissimo, tutti i vecchi, fantastico. Quindi sei cresciuto a pane e musica, come si Sì, dice, esatto, sicuramente. esatto. Purtroppo non abbiamo ancora molto tempo, però ti invito subito in una delle nostre prossime trasmissioni anche fuori da Piano Days. Va bene. Piano Days è una bella iniziativa, no? Molto bella. Portare la musica in mezzo alla gente è bellissima. Vabbè, quello Credo sempre. che sia. Io guarda, questo caso vuole, caso, Uh-huh. Questo è il festival in Toscana che ho fatto Di quest'estate, pianoforte, di naturalmente pianoforte. Esatto, ok. dove ho conosciuto Igor, che è uno degli Igor. organizzatori Come no, qua. come no. Sì, sì, e anche altri pianisti che ho conosciuto. Quindi vedi, le cose si Ho rivisto qua. allarga Ma sì, sicuramente. Guarda, queste iniziative sono sempre belle. Perfetto, noi ti aspettiamo qui, ovviamente a Va RDE bene. prossimamente per parlare con ancora più calma. Io direi una bella trasmissione anche di un paio d'ore, perché di cose da raccontare ne avrai tantissime. Mi devi fermare. Certo, Cioè, ovviamente. Io quando ti annoi metti Non mi stop. annoierei mai di ascoltarti, credimi. Guarda, ma... anche sti giorni cioè, Eh. mi dico, ma com'era? Ma com'era? Vedi. Ho mille storie da Fantastico. Con cosa ci saluti? Qual è il prossimo brano con il quale ci salutiamo? Quanto tempo ho? Ce n'è ancora, ce n'è ancora. Per fare qualsiasi cosa. No, allora, questa è una cosa che non faccio da tempo. Avevo fatto un brano qualche anno fa usando una tecnica di quarte. Allora, guarda. Improvvisazione. Ma sì, è improvvisazione, Uh-huh. però c'è, diciamo, il tema, una struttura. Cioè, praticamente, quando si abbassa uno, si alza l'altro. Eccetera, eccetera. Poi si Vabbè. spostano, È improvviserò. una cosa tecnica molto molto particolare, molto bella. È una che sì. La tecnica è quella serie di gesti per permetterti di dire quello che vuoi dire. Ok, giusto. Quindi, giusto, cioè, giusto. 1000 note non è tecnica quello. Hai ragione. Vediamo cosa succede. Sbaglierò sicuramente un sacco di Va volte. bene comunque, grazie. Va benissimo. Grazie Mark. È stato veramente Grazie. un piacere averti con noi. Grazie ancora. Saluti a tutti. Un saluto ancora da Piano Days e dalla showroom di RDE Radio TV. Ciao.
The year I was born, I remember that, against Germany. But I mean, so what's your suggestion, that Great Britain should compete? Yeah, sure. As we do in the Olympics? No, because I think if you ask a Scottish fan, who do you support? Who do you truly support? A Scottish fan will say Scotland. They'll never root for England. And the same with the Northern Irish and the same with the Welsh. And that goes back to what we were saying. It needs to be connected to local communities, and it has to be connected to, it needs to be natural, right? And so if you compare it to golf, where we have a European team, it's bad. Nobody brings about collective disappointment every 4 years, because you guys never win anything, because the power of British football is so divided. Well, you look at the next World Cup, it's coming home. Okay. All right. I've heard that sentence before. Connor, next question to Petros.
Well, we kind of lapsed there into the national sport. Maybe my question is, how is the health, in your eyes, of the national game? You know, is there still a huge amount of people who really get behind their nation and cheer, or is it slipping away as these clubs